Una persona è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata urtata da un'auto uscita di strada durante il rally della Carnia. L'incidente nella mattinata tra Casanova e Fusea, in comune di Tolmezzo. Secondo una ricostruzione, il pilota trevigiano Mattia Zanin, con a bordo il navigatore Matteo Pizzol, sulla linea di fine prova speciale numero 5 Val di Lauco, in prossimità del tornante a sinistra, è andato a sbattere sul muretto di destra, ha perso il controllo della vettura che ha travolto la fotocellula del cronometraggio e ha sbandato ed è finito su un gruppo di spettatori, terminando la sua corsa all'interno di una scarpata per circa una dozzina di metri. Pilota e navigatore sono usciti illesi dall'incidente. Due persone invece sono state investite e una delle due è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata all'ospedale di Udine in volo, in codice rosso, ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi. L'altra persona coinvolta è stata invece trasferita nel vicino ospedale di Tolmezzo in codice verde per semplici accertamenti sanitari.